Sequestro del cantiere e apertura di un'inchiesta dopo il crollo verificatosi nella nascente sede universitaria di Via Atenea, mentre dopo l'arresto di Alesci e le parole del procuratore Di Leo, il PD scende a sostegno dell'azione della Procura della Repubblica. Finanziato l'adeguamento del nuovo centro per l'impiego, dal Ministero 6 milioni per la costruzione di nuovi asili nido, ma i consiglieri comunali Zicari e Spataro sono durissimi su inefficienze e disorganizzazione nella comunicazione degli eventi per la capitale della cultura. Per l'area progressista la città è allo sbando. Schifani: andrò avanti, non mi lascio intimidire, ma il clima in Forza Italia non è sereno. Operazione di controllo del territorio dei Carabinieri, incendio alle pergole di Realmonte, tragedia a Castel Termini, si accascia e muore a 45 anni alla Sagra del Tataratà. Trovati in possesso di cocaina scattano arresti domiciliari per coniugi di Palma di Montechiaro, stabili le condizioni dell'arcivescovo Damiano dopo il sinistro. Nella giornata dei bambini scomparsi a San Leone e Gazebo, informativo della polizia per dire al cittadino: non sei solo. Il WWF plaude agli abitanti di Menfi per il mare bandiera blu, siete un esempio di civiltà. Premio internazionale di architettura dell'Ordine degli Architetti di Agrigento, domani la conferenza stampa. Al lavoro la commissione per l'attribuzione dei premi Scala dei Turchi di Narosiello. Playoff nazionali di eccellenza e torneo alla memoria di Tonino Butera. Un saluto dalla nostra redazione. In apertura le inchieste, due che attualmente stanno interessando la nostra città. Il GIP ha convalidato il sequestro del cantiere e dell'area del crollo del muro dell'ex ospedale di Via Atenea, dove erano in corso i lavori per la nascente sede universitaria della città dei Templi. L'inchiesta aperta dalla procura e portata avanti sul campo dai carabinieri della stazione di Agrigento stabilirà le cause del cedimento, che solo per un caso fortuito non ha provato vittime. Si va verso una consulenza in contraddittorio, motivo per il quale è lecito attendersi nelle prossime ore l'iscrizione sul registro degli indagati di più soggetti, anche per permettere loro di nominare consulenti di parte per esercitare il diritto di difesa. I militari dell'Arma nelle scorse ore hanno acquisito numerosi documenti e atti dall'Università di Palermo e proceduto alla identificazione di tecnici e progettisti che hanno avuto un ruolo nei lavori di ristrutturazione dell'ex ospedale. Domani verranno sentiti anche due residenti della zona che avevano segnalato la pericolosità dello sbancamento per posizionare delle vasche idriche. E adesso l'altra inchiesta nell'ambito di quella su appalti e mazzette, che ha coinvolto anche l'ex assessore Di Mauro, e l'arresto avvenuto sabato di Sebastiano Alesci, e ancora la dura nota del procuratore della Repubblica Di Leo, che ha posto l'accento su una serie di criticità normative, sul lavoro incessante della procura e sulla necessità che chissà collabori in ossequio proprio a quella cultura che caratterizza la nostra città. Oggi Giovanna Iacono, deputato del Partito Democratico, invia una nota alla stampa in cui sottolinea che l'appello del procuratore capo della Repubblica di Agrigento deve essere raccolto e non solo dalla politica ma anche dalla società civile agrigentina. È un richiamo alla legalità e alla responsabilità, dice, che non ha precedenti nella storia di questa città e di questa provincia. Ribadisco, evidenzia, il mio sostegno pieno e determinato all'attività della Procura della Repubblica di Agrigento e al procuratore Giovanni Di Leo. Ed è stato approvato lo schema di convenzione sottoscritto tra la Regione Siciliana e il Comune di Agrigento per l'adeguamento della nuova sede del Centro per l'Impiego, e che conferma l'assegnazione di un finanziamento complessivo di 1.500.000 euro. Si tratta di un risultato significativo, afferma l'assessore comunale Principato, che consentirà di restituire al territorio una sede moderna, accessibile, adeguata a sostenere il rafforzamento
rafforzamento dei servizi per il lavoro. La nuova sede, individuata al piano terra del plesso Tornabene in Viale Monserrato, sarà al servizio della comunità e risponderà agli standard funzionali previsti dal Piano Nazionale di Potenziamento dei Centri per l'Impiego. Altri soldi in arrivo, questa volta sono 6 milioni di euro per la costruzione di nuovi asili nido o la riconversione di edifici pubblici non già destinati ad asili nido in provincia di Agrigento. Lo prevede proprio il piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura della prima infanzia del Ministero dell'Istruzione e della Ricerca. I comuni interessati saranno Santo Stefano di Quisquina, Santa Margherita di Belice, Ragalmuto, Aragona, Menfi, Palma di Montechiaro, Campobello di Licata, Castrofilippo e Naro. Ne ha dato comunicazione il deputato nazionale Calogero Pisano. Parliamo ancora di città. I consiglieri comunali Zicari e Spataro tuonano contro l'incapacità di comunicare degli organi deputati all'organizzazione di eventi per Agrigento, capitale della cultura. Non esiste ancora, affermano, una pagina dedicata a raccontare tutti gli eventi pubblici e privati anche nell'anno di capitale della cultura, così che un turista per conoscere gli eventi può farlo solo con il passaparola o resterà all'oscuro. Non si sa ancora, continuano nella nota, che le associazioni del territorio avranno un bando dedicato a loro per sviluppare progetti collegati a Capitale della Cultura. Non si sa se il comune sta lavorando all'ipotesi parcheggio per la zona Duomo presso l'attuale area cantiere. Stasera, dicono, ci sarà il Consiglio Comunale e noi abbiamo presentato 2 atti di indirizzo proprio per discutere di questi temi. Garantiamo la nostra presenza in Consiglio solo a patto che venga il sindaco ad affrontare queste urgenti questioni prima di approvare i debiti fuori bilancio. Adesso parliamo della regione siciliana. Dopo le minacce ricevute ieri, il presidente della regione Schifani ha rotto il silenzio, ha detto: io non mi faccio intimidire e vado avanti. Schifani rompe il silenzio dopo aver ricevuto le minacce di morte e afferma: non mi lascerò intimidire. Anzi, episodi come questo rafforzano la mia determinazione ad andare avanti, con senso dello Stato e nel rispetto delle regole, per portare avanti progetti strategici per la Sicilia, a cominciare da quello dei termovalorizzatori. Il governatore sottolinea la necessità di superare un modello fallimentare basato sull'abuso delle discariche spesso al centro di interessi opachi, e di avviare finalmente un ciclo virtuoso dei rifiuti basato sull'innovazione tecnologica, sulla sostenibilità ambientale e sul rispetto delle normative europee. Schifani ricorda che la sua amministrazione ha scelto di affidare l'iter per la realizzazione dei termovalorizzatori a Invitalia proprio per garantire la massima trasparenza, il pieno rispetto delle norme ambientali e la tracciabilità di ogni singolo passaggio procedurale. In questa direzione si inserisce anche la firma della intesa di vigilanza collaborativa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione e dei protocolli di legalità, sottoscritti con i prefetti di Palermo e Catania, finalizzati a garantire condizioni di massima trasparenza e a prevenire ogni rischio di infiltrazione di interessi illeciti e mafiosi nelle procedure e nei cantieri. Per Schifani non ci sono scorciatoie né bacchette magiche, ma solo una rotta chiara da seguire. Quella della trasparenza, della legalità, dello sviluppo sostenibile. So bene, prosegue, che ogni passo in avanti può toccare equilibri consolidati, infastidire chi ha tratto vantaggio da una Sicilia ferma e ricattabile, e generare reazioni scomposte. Ma non è con la paura che si costruisce il futuro, e nemmeno con il silenzio o con l'ambiguità. È con la verità e con il coraggio delle scelte. Non ho interessi personali da difendere né rendite di posizione da tutelare, conclude Schifani. Andremo avanti, senza paura, ora più che mai. Ma il clima in Forza Italia non è proprio tranquillo dopo le minacce ricevute da Schifani. Sentiamo. Clima teso in Forza Italia dopo le minacce pervenute al governatore Schifani. È spiacevole notare, dichiarano i deputati e le deputate del gruppo parlamentare di Forza Italia all'Assemblea regionale siciliana. Come alcuni colleghi di Forza Italia sembrino non essere soddisfatti di quanto il partito ha fatto e sta facendo in Sicilia in questi mesi,
mettendo addirittura in discussione la lealtà del nostro gruppo nei confronti del presidente Schifani. Quel che è certo, si legge in una nota, è che queste polemiche non faranno venir meno, ma anzi rafforzeranno il supporto e la lealtà che da parte di tutti noi c'è stato e ci sarà verso il lavoro svolto dal presidente Schifani a livello amministrativo e da Marcello Caruso a livello politico e di radicamento territoriale del partito. L'esperienza siciliana di Forza Italia lo confermano i risultati elettorali e i riconoscimenti avuti dal governo Schifani, affermano, rappresenta l'esempio migliore di quel partito del buon governo e dei valori popolari pensato e voluti da Silvio Berlusconi. Di fronte a questi inequivocabili risultati, lascia spiazzati e sinceramente addolorati vedere come da parte di qualcuno vengano soltanto critiche gratuite e immotivate, invece di un riconoscimento e apprezzamento per coloro che questo lavoro hanno determinato, ovviamente in un contesto di squadra che coinvolge centinaia di amministratori, parlamentari e semplici attivisti e militanti. Una mancanza di apprezzamento e gratitudine, concludono i deputati all'ARS, sinceramente incomprensibile e inaccettabile. Torniamo a parlare della città di Agrigento. La città è allo sbando, scendiamo in piazza a protestare. L'area progressista si è stancata perché i servizi sono costosi e scadenti, dicono. Mandiamo a casa incapaci e corrotti. L'intervista. È un'iniziativa pubblica portata avanti dal Polo Progressista di Agrigento, partiti e associazioni che sono indignati per quello che sta avvenendo alla luce in relazione all'ultima inchiesta giudiziaria. Si parla di fatti di corruzione, di concussione, di peculato, di punitiva d'asta, di associazione a delinquere, per la definizione di opere importanti per la città, a partire dalla rete idrica, un appalto da 37 milioni di euro che abbiamo scoperto è stato ritardato per manovre che c'erano per pilotare questo appalto e farlo arrivare nelle mani di imprese amiche. Questo sta assetando gli agrigentini, la nostra rete idrica attuale perde più del 58% dell'acqua immessa e se oggi gli agrigentini hanno problemi, l'acqua in alcuni quartieri arriva anche dopo 10 giorni, 2 settimane, questo è dovuto a chi purtroppo nella nostra amministrazione ha fatto di tutto per fare affari sull'acqua e non per fornire servizi efficienti ai cittadini. Noi stiamo chiedendo un consiglio comunale aperto alla città per discutere di questi temi e soprattutto per capire che la gestione dell'AICA, che è il gestore idrico agrigentino, è assolutamente inefficiente e ora con ombre di malaffare che sono assolutamente intollerabili. Adesso parliamo del degrado che si registra al villaggio Bella Vista di Porto Empedocle. Insorgono i consiglieri comunali dell'opposizione. I consiglieri comunali di opposizione del comune di Porto Empedocle, Ersini, Traina, Di Francesco e Nuara intervengono duramente sulle condizioni di abbandono in cui versa il quartiere Bellavista, denunciando una situazione che definiscono intollerabile sotto gli occhi di tutti. Attraverso un'interrogazione scritta rivolta all'amministrazione comunale, i consiglieri hanno chiesto un cronoprogramma dettagliato per gli interventi di pulizia, sfalcio e svernamento delle aree pubbliche, con particolare riferimento alla stagione estiva alle porte. La risposta ottenuta, spiegano i consiglieri di opposizione, è stata insoddisfacente, vagamente interlocutoria, senza date né impegni concreti. Particolare preoccupazione riguarda la villetta comunale del quartiere da tempo in uno stato di totale degrado, con giochi rotti, rifiuti sparsi e vegetazione incolta dove dovrebbero giocare i bambini. C'è uno scenario che ricorda più di un dopoguerra che un parco pubblico. Non meno grave è la situazione della carreggiata stradale, dove da anni una buca in mezzo alla strada rappresenta un vero pericolo costante, ma è risanato nonostante le segnalazioni. L'erba cresce indisturbata e nessuno interviene. Serve un intervento urgente di ripristino e asfaltatura. Ancora una volta, concludono i consiglieri comunali, questa amministrazione si dimostra assente, incapace di ascoltare e agire. I cittadini di Bellavista meritano rispetto, interventi immediati e non risposte approssimative. Questi quanto affermato dai firmatari del comunicato stampa, che continueranno a vigilare e ad agire nelle sedi opportune anche attraverso nuove iniziative istituzionali sul territorio empedoclino. Viabilità stradale al collasso, interviene la Fillea. La Fillea, Federazione Italiana dei Lavoratori del Legno, dell'Edilizia, delle Industrie Estrattive, ritorna sul tema della viabilità nella provincia di Agrigento
e nello specifico tratto della ex strada statale 115 che attraversa Porto Empedocle. Per mezzo del suo segretario generale della Fillea, Francesco Costa, si afferma che il traffico da delirio che si è creato senza adeguati preavvisi in relazione ai recenti lavori che interessano la realizzazione del dissalatore mobile di Porto Empedocle, che sta riguardando la parte bassa del paese marinaro e il tratto di strada ex strada statale 115 che attraversa la parte alta del paese, fulcro epocale del traffico, lamentando il grave disagio causato dai suddetti lavori eseguiti in giornate feriali in fasce orarie di massimo afflusso veicolare in una strada che rappresenta l'unico collegamento diretto con i comuni e le province collaterali dalla città di Agrigento. La Fillea CGIL ritorna su questo tema per rimarcare l'importanza strategica per il lavoro, la scuola e i servizi di emergenza, trasporti pubblici della ex strada statale 115 che attraversando Porto Empedocle, che nonostante ripetuti reclami anche da parte del cartello sociale che si era speso esattamente un anno fa per la stessa causa, adesso anche uno studio capillare, come si legge nella nota stampa dell'11 aprile scorso, della quale è emerso che Porto Empedocle risulta circondata da numerose strade incomplete, dissestate e abbandonate, che se anche solo ripristinate in maniera minima e funzionale potrebbero offrire un valido alleggerimento al traffico, risolvendo buona parte dei problemi viari che oggi attanagliano e paralizzano la cittadina. È inaccettabile, continua il segretario della Fillea CGIL di Agrigento, non abbasseremo mai l'attenzione, non continueremo a vigilare sui temi che riguardano lavoro, sicurezza, legalità, con le tematiche collaterali, dalla viabilità al welfare sociale. Continueremo a monitorare e mantenere viva l'attenzione verso opere come l'incompiuta di Porto Empedocle, che non merita di essere annoverata nell'elenco delle opere destinate a rimanere scheletri di cemento, poiché con una percentuale irrisoria rispetto all'entità di quanto già sostenuto potrebbe essere completata, risolvendo la maggior parte dei problemi viari in questione. E adesso qualche notizia di cronaca. C'è stata un'operazione di controllo del territorio dei carabinieri che hanno passato al setaccio il centro della città. I particolari. I carabinieri della compagnia di Agrigento, con il supporto delle unità cinofile specializzate del nucleo di Palermo, hanno condotto un articolato servizio coordinato di controllo del territorio, finalizzato a garantire un presidio attivo e visibile nei luoghi maggiormente frequentati del capoluogo. In particolare, l'attività si è concentrata nelle zone del centro storico di Agrigento, tra cui Piazza Ravanusella, Via Atenea, Piazzale Aldo Moro e Piazzale Rosselli, dove le unità cinofile hanno effettuato bonifiche delle aree verdi e degli spazi comuni, comprese abitazioni abbandonate, alla ricerca di armi e sostanze stupefacenti occultati. L'operazione ha visto impiegati oltre 30 militari della compagnia di Agrigento, con controlli effettuati su oltre 160 persone e circa 50 autovetture, inclusi numerosi controlli stradali e perquisizioni personali e veicolari. L'attività è stata pianificata, attraverso una presenza capillare e deterrente sul territorio, con l'obiettivo di prevenire episodi di microcriminalità, reati contro il patrimonio e comportamenti contrari all'ordine e alla sicurezza pubblica, contrastare l'uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti, vigilare sul rispetto delle norme del codice della strada, con particolare riguardo alla guida in stato di ebbrezza e all'uso corretto dei veicoli, e monitorare eventuali irregolarità negli esercizi pubblici, anche sotto il profilo della somministrazione di alcolici e del rispetto delle autorizzazioni amministrative. Il dispositivo rientra in una più ampia strategia di controllo straordinario promossa dal Comando Provinciale Carabinieri di Agrigento, che mira a rafforzare la percezione di sicurezza tra i cittadini, garantire un'azione di prevenzione efficace, anche attraverso il contributo di risorse specialistiche come le unità cinofile, e assicurare una presenza costante delle forze dell'ordine nei luoghi di maggiore frequentazione. L'Arma dei Carabinieri conferma il proprio impegno quotidiano per la tutela della legalità e la prevenzione di ogni forma di illegalità, attraverso un'azione strutturata e continua su tutto il territorio provinciale.
E un incendio ieri pomeriggio ha minacciato la località Pergole di Realmonte, è un fatto gravissimo per diversificate motivazioni, dice l'associazione Torre di Monterosso. L'associazione sportiva Torre di Monterosso denuncia la gravità della situazione a seguito dell'incendio che ha interessato la contrada marinara delle Pergole nel comune di Realmonte domenica pomeriggio. L'evento ha messo a rischio numerose abitazioni estive e persone, evidenziando la criticità della mancanza di copertura di rete telefonica che ha completato le operazioni dei vigili del fuoco. Questa non è la prima volta che la zona marinara registra problemi di comunicazione con i soccorsi. Riteniamo che sia giunto il momento di agire con determinazione. Chiederemo l'intervento di Sua Eccellenza il Prefetto affinché vengano adottati provvedimenti efficaci per risolvere questo grave problema di pubblica sicurezza. Pertanto l'associazione sportiva Torre di Monterosso esprime la sua preoccupazione per la sicurezza dei cittadini, dei turisti e chiede che vengano prese misure urgenti per garantire una copertura telefonica adeguata in tutta la zona. Il presidente Francesco Consiglio esprime la sua profonda preoccupazione per la sicurezza delle persone, ribadendo l'urgenza di un intervento immediato alle autorità competenti per prevenire situazioni analoghe per il futuro. Restiamo a Realmonte e parliamo del fatto che oggi si concludono alle 15 le operazioni di voto nei 9 comuni siciliani attualmente commissariati e coinvolti nel rinnovo delle amministrazioni locali. I seggi, già aperti ieri dalle 7 alle 23, hanno riaperto questa mattina alle 7. Al termine delle votazioni immediatamente prenderà il via lo spoglio delle schede. Ieri alle 23 a Realmonte la percentuale dei votanti è stata oltre il 45%, hanno votato 2.472 persone su 5.400 aventi diritto. Adesso cronaca, è stato colto da un improvviso malore che non gli ha lasciato scampo, tragedia. A Casteltermini un 45enne si è accasciato a terra ed è morto sul colpo. L'uomo accompagnava la figlia che partecipava alla sfilata dei cavalli per la sagra del Tataratà. I soccorsi sono stati immediati, il personale sanitario del 118 ha tentato veramente di tutto, ma non c'è stato nulla da fare. Gli organizzatori una volta appreso il decesso improvviso del 45enne, in segno di lutto hanno ridimensionato la sfilata. E adesso ci spostiamo a Palma di Montechiaro, dove sorpresi mentre in casa erano impegnati a confezionare dosi di cocaina, un 59enne attualmente sottoposto alla misura della libertà vigilata e la campagna di 28, entrambi palmesi, sono stati arrestati sabato dai poliziotti del commissariato di Palma di Montechiaro e dai colleghi della squadra mobile di Agrigento con il coordinamento della procura dopo un'irruzione nell'abitazione. Gli indagati, dopo le formalità di rito, sono stati posti su ordine dell'autorità giudiziaria in regime di detenzione domiciliare. Gli arresti sono avvenuti nell'ambito di un'attività di contrasto al traffico e consumo di droga. Gli agenti hanno rinvenuto già pronte una decina di dosi di cocaina e altri 7 grammi della stessa sostanza, complessivamente sequestrati poco più di 10 grammi di droga. E sono stabili le condizioni dell'arcivescovo Daviano coinvolto sabato in un sinistro. La direzione dell'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca ha diramato il bollettino medico dell'arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano, coinvolto sabato pomeriggio in un incidente stradale avvenuto lungo la statale 115, in contrada San Giorgio Sciacca, mentre era al volante della sua Volkswagen T-Roc e stava raggiungendo Canicattì per una celebrazione religiosa. Monsignor Damiano è stato ricoverato all'unità operativa complessa di ortopedia e traumatologia dell'ospedale saccense, a seguito di un evento traumatico di recente insorgenza. All'ingresso, si legge nel report dell'ospedale, il paziente si presentava vigile, orientato, emodinamicamente stabile, con parametri vitali nella norma. Gli esami diagnostici per immagini, radiografie e TAC
hanno evidenziato lesioni muscoloscheletriche per le quali è stato avviato un protocollo terapeutico, in attesa di ulteriori approfondimenti diagnostici. Il bollettino prosegue: le condizioni cliniche attuali si mantengono stabili, il paziente è sottoposto a monitoraggio clinico costante e proseguirà l'iter con ulteriori accertamenti specialistici per definire il piano terapeutico più idoneo. L'ospedale, infine, ha fatto sapere che seguiranno aggiornamenti in base all'evoluzione del quadro clinico. La Chiesa agrigentina affida all'arcivescovo Alessandro Damiano e le altre persone coinvolte nell'incidente, in particolare il minore, le cui condizioni sembrano destare preoccupazione, alla preghiera di tutti. La Polizia di Stato ha aderito ieri alle iniziative legate alla giornata dei bambini scomparsi e tramite un gazebo informativo installato al piazzale Aster di Sallione ha distribuito materiale informativo parlando della campagna Non sei solo e di un'app. Noi li abbiamo avvicinati. Oggi a San Leone con questo gazebo, con la presenza anche di diversi agenti, ecco, per spiegare cosa? Noi siamo qua per spiegare appunto le iniziative della polizia, quale Non sei solo. È un'iniziativa che è rivolta appunto ai più giovani per evitare che determinati malesseri che possono nascere possono arrivare a conseguenze estreme. Appunto noi della Polizia di Stato abbiamo delle app molto particolari, quelle l'app UPOL, molto importante, con la quale possono essere inviate segnalazioni anche in forma anonima, video, e si può richiedere aiuto. È molto importante da parte dei giovani o da parte dei genitori chiedere aiuto in determinati casi e non sottovalutare determinate situazioni, appunto per non giungere poi a situazioni estreme che sono poi irrimediabili. Con quest'app possono essere inviate appunto segnalazioni anche anonime con le quali noi veniamo a conoscenza di determinate problematiche e aiuteremo chiunque a risolverle e a superarle. La polizia di Stato è sempre vicina al cittadino. Si può ricorrere alla Polizia di Stato in ogni caso, anche o presentandosi presso gli uffici. Noi siamo sempre disponibili e i nostri uffici sono sempre aperti alle esigenze del cittadino, oppure appunto, come dicevo prima, tramite l'app UPOL o anche contattando la sala operativa della Questura. Chiunque si rivolge a noi avrà appunto il nostro supporto e il nostro aiuto. La polizia non è solo un'indagine e arresti, ma è anche la vicinanza al cittadino, il soccorso pubblico, la possibilità di aiutare i più deboli anche nelle situazioni più difficili. È essenziale l'educazione dei giovani. Se non si parte dalla scuola dell'infanzia, non si intraprende un percorso di educazione civica appunto delle persone, dei bambini, si arriverà quando è troppo tardi. Quindi la polizia appunto noi con la Questura di Agrigento effettuiamo numerosi incontri con le scuole, vi sono numerose attività che la Polizia di Stato promuove appunto per l'incontro dei giovani e per i più piccoli, appunto per indicare che la polizia è sempre vicina al cittadino. Abbiamo visto anche delle interazioni con dei bambini, farsi le foto con le famiglie, cioè, questa è una bella cosa. Certo, la polizia è estremamente sensibile a questi termini. I bambini poi amano le moto della polizia, amano le divise, e quale miglior modo di avvicinarli, a renderli dei buoni cittadini e delle persone responsabili, soprattutto dei cittadini responsabili, se non avvicinandoli sin da piccoli a tutto ciò. E c'è un plauso del WWF a Menfi e ai suoi abitanti per l'ennesima bandiera blu del mare. Il WWF dice: siete un esempio di civiltà. Plauso di Giuseppe Mazzotta, segretario del WWF Sicilia, che in una nota afferma la ricchezza di Menfi sono i suoi abitanti. A chi si interroga su come fanno a tenere pulite le spiagge e le città bandiera blu, Mazzotta risponde: semplice. Il comune non usa le ruspe per rivoltare le dune e coprire i rifiuti, con un risultato simile a quello che si ottiene quando si nasconde la polvere sotto il tappeto. Sono i cittadini, che non sporcano, che puliscono, che danno il buon esempio, mentre il servizio comunale di raccolta dei rifiuti si limita a ritirare quanto in spiaggia viene raccolto dai residenti e dai turisti. Questa è civiltà. Continua Mazzotta, civiltà che si replica ogni qualvolta le associazioni si impegnano in operazioni di sensibilizzazione, come quella che ha visto coinvolto il WWF con il sindaco del comune di Menfi, i Masci e il Circolo Nuovo La Concordia, a raccogliere quel che il mare aveva spiaggiato accanto alla località di Portopalo, nella spiaggia delle Solette.
Per questo infatti, in un clima di festosa collaborazione, si è svolta una passeggiata ecologica nella consapevolezza che il fare comporta restituzione di risultati, certo non immediati, ma la cultura è questo. Un lento processo di crescita, conclude il WWF, che la comunità di Menfi ha saputo ben costruire nei decenni scorsi, non inutilmente, ma formando coscienze sempre più ricche. Ci fermiamo per la pubblicità, torniamo tra pochissimo. È stato pubblicato il bando I luoghi di culto nel Mediterraneo, prima edizione del Premio Internazionale Matita d'Oro del Mediterraneo istituito dall'Ordine degli Architetti di Agrigento, aperto a professionisti e autori di progetti di chiese, moschee e sinagoghe realizzate in uno dei 24 paesi del bacino del Mediterraneo. Il premio che, proponendo l'architettura quale linguaggio universale di confronto tra i popoli, rilancia Agrigento quale porta culturale d'Europa nel Mediterraneo, sarà descritto nel corso di una conferenza stampa che si terrà domani, martedì 27 maggio alle 10:30 nella sede dell'Ordine degli Architetti. Ed è al lavoro attualmente la commissione per l'attribuzione dei premi Scala dei Turchi Dina Rossiello, che è in programma a Realmonte a luglio. La commissione del premio Scala dei Turchi Dina Rossiello è al lavoro e sta esaminando tante produzioni letterarie pervenute all'indirizzo della Casa del Libro di Pascal Schembri, che annuncia che l'edizione 2025 si terrà il prossimo 11 luglio con inizio alle ore 19 e verrà ospitata dal sito archeologico di Villa Romana, posto sulla magnifica costa realmontina. In questi giorni siamo impegnati in una intensa attività, afferma lo scrittore italo-francese Schembri, finalizzata a scegliere i destinatari del premio. Anche quest'anno non è facile, perché le varie sezioni ci stanno offrendo un ricco e pregevole panorama di contenuti, tutti quanti di grande interesse. Vogliamo conferire merito a scrittori emergenti unitamente a quelli affermati, perché riteniamo che la cultura di cui Agrigento è da sempre culla, attraverso la lettura, possa testimoniare e rafforzare identità, storia, tradizioni e diventare un momento di crescita collettiva, al servizio del bene della società. E un libro, conclude Schembri, è tutto questo e molto di più. Lettura e scrittura rappresentano un investimento per il futuro di chi c'è e di chi ci sarà. Il premio letterario Scala dei Turchi, conclude Pascal Schembri, promuove lo splendore di questa terra, unitamente al messaggio della letteratura che diviene arte e scienza che racconta la vita e le sue emozioni. Partirà quest'estate il collegamento dal porto di Capodorlando alle Isole Eolie, come annunciato alcuni mesi fa da più parti. Per saperne di più, Franco Perdighizzi ha intervistato l'assessore della Regione Sicilia al turismo, Elvira Amata. Siamo a Capodorlando e qui ci sono tante aspettative per questo collegamento marittimo con le Isole Eolie. So che la volontà politica c'è, però c'è qualche intoppo forse. Allora io non parlerei di intoppi, le cose chiaramente devono camminare sulle gambe dell'iter amministrativo, quindi un conto è la volontà politica c'è ed è da parte di tutta la deputazione sicuramente della provincia di Messina. Per me, io parlo sempre come assessore al turismo, rappresenta una nuova opportunità, un'ulteriore opportunità, perché un servizio in più che diamo a chi decide di venire in questo grandissimo, enorme comprensorio. Quindi per me è un'iniziativa valida anche dal punto di vista della risposta e dell'indotto che si avrà e che ritornerà al territorio. Ma quello che so è che sarà il Dipartimento, il momento in cui c'è la copertura finanziaria, a dover fare il bando per trovare appunto quale azienda gestore dovrà fare questo percorso, insomma, da Capodorlando a Lipari, si diceva Capodorlando, Lipari, Salina. Quindi passerà del tempo e ci vorrà la copertura finanziaria. Noi abbiamo adesso, in questi giorni, porteremo in aula una manovrina, bisogna capire se all'interno di questa manovra
possiamo trovare quel €1.000.000 che è necessario appunto per poter C'è un emendamento, mi pare, no? coprire la percorrenza. C'è un emendamento di Grasso. L'emendamento dovrebbe esserci, Grasso Galluzzo dovrebbe esserci, non so se nella commissione bilancio è stato approvato o se è stato rinviato, probabilmente è stato rinviato il tutto all'Aula, quindi sarà l'Aula che deciderà quali emendamenti inserire nella manovra. Qua c'è tutto l'interesse. Ci auguriamo che possiamo essere ascoltati e quindi si possa dare i tempi sono molto stretti, quello sì, si possa dare però questa risposta a un territorio che merita e soprattutto un nuovo servizio sia ai residenti ma soprattutto, fatemelo dire, ai turisti, ma non per altro, perché comunque porta dell'altro indotto, quindi l'indotto significa che poi è un PIL che aumenta e nuova economia per il nostro territorio e quindi per i nostri residenti. Anche perché si alleggerisce Milazzo, tanta gente non andrà lì, quindi le strade saranno meno ingolfate. Da tutti i punti di vista, secondo me, e comunque si può fare in via sperimentale, perché poi le cose, se c'è la risposta si vede dai numeri. Ai numeri, come dico io, infatti quando io parlo di turismo che sta andando è perché mi confronto con i numeri. Oltre 22 milioni di turisti in Sicilia, sono numeri, cioè nessuno può dire ma non è vero, l'anno scorso? Così è. Questo 2024 e il trend ci sta portando ancora più su per quanto riguarda il 2025. Quindi se funziona lo vediamo dai numeri, se non funziona è ovvio che dobbiamo ricrederci non tradiscono e dire abbiamo sbagliato, ma io non credo. Grazie Assessore. A voi. E adesso parliamo di sport, dove Carmelo Lentini ci riferisce tra l'altro dei playoff nazionali di eccellenza e del torneo intitolato a Tonino Butera. Importanti passi avanti delle due formazioni siciliane impegnate nella fase nazionale degli spareggi fra seconde classificate del campionato di eccellenza. Il Gela di Gaspare Cacciola ha battuto nettamente il Venafro con il risultato di 3-0 grazie a un autogol e alle reti di Sessa e Gambuzza. Il Modica ha superato invece a domicilio 0-2 l'Elettra Marconia con i gol del solito Gabriele Cacciola, difensore goleador, uno è stato su calcio di rigore e di Arquin. Per la cronaca hanno vinto le rispettive partite d'andata anche le squadre avversarie delle siciliane, vale a dire il Real Normanna che ha sconfitto 2-1 la Rossanese, mentre il Canosa ha superato la Batipagliese con il risultato di 3-0. Ed ora scendiamo di categoria. Si è svolto sabato 24 maggio alle ore 16 allo stadio Totorusso di Aragona la finale Memorial Tonino Butera Under 17 che ha visto confrontarsi Ribera 1954 e Muxare. Una gara molto bella e incerta sino alla fine che ha onorato la memoria del compianto Tonino Butera, componente della delegazione di Agrigento, giornalista, grande appassionato di sport ed anche collaboratore della nostra emittente. Per assegnare il trofeo si è dovuto ricorrere ai calci di rigore, in quanto il risultato finale dopo i 90 minuti regolamentari si erano conclusi con il risultato di parità, vale a dire 3-3. Ad aggiudicarsi la gara è stato dunque il Ribera, ma una nota di merito va anche al Muxara, avversario valido e sportivamente corretto. Ha arbitrato il match il figlio di Tonino Butera, Salvatore, componente tra l'altro della locale AIA. A conclusione della gara si è proceduto pure alla premiazione, cui ha partecipato la famiglia del compianto Tonino Butera, che ha ringraziato commossa i presenti per la testimonianza di affetto e di omaggio alla sua memoria ed una folta rappresentanza della delegazione di Agrigento. Intanto il Bovo Marina Montallegro corona il sogno di approdare in seconda categoria dopo una stagione combattuta
testa a testa con il Favara Calcio. È culminata con la vittoria nella finale playoff contro la Don Bosco Casteltermini, un playoff che ha richiamato sugli spalti dello stadio Spaziani un incredibile numero di tifosi a seguito delle due contendenti. Una finale combattuta e sofferta che ha costretto la compagine montallegrese a giocare l'ultima parte della gara in inferiorità numerica. Le reti del successo portano la firma di Geraci e Caruso, mentre per la Don Bosco aveva segnato Colley. Infine si è disputata domenica 25 maggio al Comunale di Raffarale, però alle ore 10:30, la finale del torneo Valle dei Templi Under 15 tra Castrum Favara e Atena. Sfida che è stata vinta dalla Castrum Favara con il risultato di 4-1, a conclusione di una gara bella e giocata in maniera aperta da entrambe le contendenti. Si terrà al Teatro Sociale di Canicattì il prossimo 30 maggio alle ore 17:30 l'ottava edizione del Premio Nazionale dedicato al giudice beato Rosario Livatino AIA FIGC, che ogni anno viene assegnato a un giovane arbitro di Serie A scelto dal Comitato Nazionale AIA. Alla manifestazione parteciperanno, oltre a diverse autorità civili, militari, anche quelle federali. E con questa notizia si conclude il nostro telegiornale. Noi vi ringraziamo per averci seguito, non prima, come sempre, di avervi ricordato che la nostra informazione potete vederla sul 93 alle 15, alle 20, alle 9 del mattino, su 268 in tutta Italia e ancora sul sito www.televideoagrigento.tv, dove troverete la web TV e poi i nostri canali social. Grazie per l'attenzione, arrivederci, a presto.